le donne del malaffare in Friuli. Au grigos! Spesso erano fanciulle sottratte alle famiglie con violenza o con l'inganno e portate in città di diversa provenienza. A Udine nel 1439 viene messa un'ordinanza contro certe donne che avrebbero condotto a Venezia giovani bali e serve e poi costrette a prostituirsi. In terra friulana, tra il 1350 e il 1450, le prostitute potevano praticare in case private, sotto la sorveglianza di coloro che ne controllavano la vita e il costume. La comunità di Udine emette un proclama contro la prostituzione nel 1347. A Gemona, il 29 luglio del 1404, il Consiglio minore vieta a un certo Clemente Sclavo di mantenere meretrici a casa sua. Costrette a indossare un nastro giallo sul braccio come segno di riconoscimento, vivevano in luoghi contrassegnati da una frasca di sambuco. Luogo ideale di incontro tra prostitute e clienti erano i bagni pubblici. Spesso venivano usati dai potenti come strumenti di sfregio e umiliazione per i loro avversari. Si racconta che il corpo del patriarca Bertando, torturato nel 1350, fu messo sopra un carro con due prostitute, una a precederlo e l'altra a seguirlo, conducendolo a Udine gridando: "Ecco il vostro patriarca".